Leggerò ora un brano tratto dal memoriale di Giovanni Maria Angioy, che parla della condizione della Sardegna alla fine del 1700. La Sardegna sarebbe una delle più ricche contrade d'Europa se essa fosse libera e governata attraverso leggi sagge che incoraggiassero il popolamento, l'agricoltura e il commercio. Essa perverrebbe facilmente a quel grado di prosperità che la rese celebre nell'antichità per il numero degli abitanti e la prodigiosa abbondanza dei suoi frutti. Sappiamo dalla storia che le popolazioni della Sardegna, dopo che vi si stabilirono i coloni che arrivarono insieme a Iolao, favorirono a tal punto l'agricoltura e la coltivazione di alberi che godevano pacificamente di tutti i doni della natura. Tuttavia, questa stessa prosperità fu la prima e la principale causa dei loro mali, dato che i cartaginesi, che allora erano molto potenti, intrapresero diverse guerre per la conquista della Sardegna, la quale, dopo 2 secoli di fallimenti e di combattimenti estremamente sanguinosi, dovette alla fine subire il giogo dei vincitori. Montesquieu, nella sua opera Lo spirito delle leggi, ci offre qualche notizia. Dice Aristotele che la Sardegna era in passato molto ricca, ma essa è decaduta in seguito perché i cartaginesi se ne erano fatti padroni. Vi distrussero tutto ciò che poteva renderla adatta al nutrimento degli uomini e vietarono, sotto pena della vita, di coltivare la terra. Risulta che essa non sia mai stata indipendente e che sia sempre stata oppressa, travagliata e devastata nelle guerre da cartaginesi e da romani, quindi da Goti, Visigoti, Vandali, Saraceni, Pisani, Genovesi, Aragonesi e Piemontesi, avendo subito inoltre 3 epidemie di peste a causa dell'inadeguatezza del governo. La Sardegna, quale essa è al giorno d'oggi, e dopo 24 secoli di disastri, di vessazioni e del governo più sbagliato, malgrado la cattiva amministrazione, l'insufficienza della popolazione e di tutti gli intralci che ostacolano l'agricoltura, il commercio e l'industria, la Sardegna abbonda di tutto ciò che è necessario per il nutrimento e la sussistenza dei suoi abitanti e inoltre fornisce agli stranieri orzo, grano, fave, ceci, vino, olio, tabacco, soda, bestiame, formaggio, limoni, sale, tonno e corallo. Se la Sardegna è in uno stato di languore, senza governo, senza industria, dopo diversi secoli di disastri, possiede così grandi risorse, bisogna concludere che ben amministrata sarebbe uno degli stati più ricchi d'Europa e che gli antichi non hanno avuto torto a rappresentarcela come un paese celebre per la sua grandezza, per la sua popolazione e per l'abbondanza della sua produzione. Gli abitanti dei villaggi, oltre ai principi generali di libertà e di bene pubblico, hanno dei motivi specifici molto forti per desiderare il sistema repubblicano, ossia l'abolizione dei diritti feudali. Fin dall'inizio della rivoluzione in Sardegna, essi si sono rifiutati di pagare i diritti a cui il re, dal suo arrivo nell'isola, ha voluto sottometterli. Tale ordine ha suscitato un malcontento generale in tutti i villaggi, che si sono prontamente pronunciati contro i loro fedatari. Tali diritti sono considerevoli. Oltre a una somma in argento, si paga regolarmente ai fedatari la stessa quantità di grano, di orzo, di fave, di legumi destinata alla semina per ciascun individuo. Tale diritto si chiama portatica, ma il più forte, il più oneroso e che attiene anche all'ingiustizia rivoltante e persino alla barbarie, è quello relativo al bestiame che si chiama dechino.
Si paga annualmente la 10ª parte di tutte le pecore, di tutte le capre e di tutti i maiali, a scelta dei fedatari, in modo che nel giro di 10 anni tutto il bestiame privato cade in loro potere. Si paga ancora sulla lana, sul formaggio e sul vino. Gli abitanti dei villaggi sono ulteriormente afflitti da parecchie piccole imposte e da incarichi personali. La giustizia è amministrata a loro spese e per conservare la loro proprietà sono anche obbligati a pagare ogni anno una sorta di assicurazione alla compagnia denominata dei barracelli. Le decime per le chiese, i canonici e i curati sono molto gravose e notevoli per il popolo, dato che si paga la 10ª parte di tutti i frutti, del grano, delle fave, del miele, del formaggio e del bestiame, dell'orzo, dei legumi, del vino, dell'olio, del lino e della canapa, e in qualche caso anche del giardinaggio. È per questo che si calcola più di 12 milioni il reddito annuale dei fedatari e delle chiese. Dato che i fedatari hanno in Sardegna la giurisdizione civile e penale, si permettono verso gli abitanti dei comuni rurali, così come anche i loro giudici e i loro agenti, le ingiustizie, le oppressioni, le vessazioni più inesorabili, al di là di ogni espressione. Con troppa ragione l'autore del libro La Sardegna paraninfa della pace scriveva che i sardi sono obbligati a vendere l'anima per pagarsi la giustizia e che la Sardegna serve solo a ingrassare qualche cortigiano del re.